Oggi una conferenza stampa per illustrare anche gli esiti della sentenza del CGA. Ecco, questo cosa comporta anche per lei come persona e per il futuro dell'Akragas? Ma diciamo che questa è una sentenza importante per noi, per il nostro futuro, senza voler fare polemiche. Oggi c'è la giurisdizione che ha messo una pietra tombale su questo fatto. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha deliberato che l'attuale Presidente ha tutte le condizioni e i suoi soci hanno tutte le condizioni per ricoprire il ruolo che ricoprono. Per cui niente di polemica, in Italia siamo in una società di diritto, oggi il diritto si è fatto valere. Le è costato tanto però, ha dovuto cedere le quote e nominare un nuovo Presidente? Sì, ma diciamo che il nuovo Presidente è stato nominato per i fatti suoi, perché è una figura competente, una figura importante. Certamente noi abbiamo dovuto fare delle cessioni di quote al di sotto del loro prezzo nominale, per cui è chiaro che abbiamo subito una grossa perdita, ma al di là di questo, ordinaria amministrazione. Incassato questo verdetto positivo per lei da parte della CGA, ora si punta tantissimo verso la gestione della società con risultati rosei, ma serve naturalmente la pubblicazione di un bando da parte del Comune. Ma come avevamo detto sempre in tutte le conferenze stampa, noi abbiamo bisogno di avere un Lesseneto che sia uno strumento di lavoro valido per poter fare anche altre cose, non solo calcio, ma fare tutte quelle attività che devono essere propedeutici a creare finanza da poter destinare sia al miglioramento dell'Esseneto e sia al miglioramento dell'organico dell'Akragas per poter, puntare a categorie superiori. Lei parlava di un Akragas appetibile a tanti nuovi soci, forse imprenditoriali, che vogliono investire nell'Akragas. Assolutamente sì, l'Akragas, tenete presente che è un blasone, è una grande piazza, una piazza che ha portato allo stadio 5-6 mila persone e penso che ci sia e c'è sicuramente, perché mi è stato manifestato tutto ciò, l'interesse di molti imprenditori agrigentini e non agrigentini interessati allo sviluppo dell'Akragas. Con Deni e il suo entourage sarà un Akragas vincente. Se ci saranno le condizioni che ho detto, la concessione dello stadio e l'Akragas potrà fare tutte quelle attività, l'Akragas l'anno prossimo dovrà fare un campionato da protagonista. Lei è fiducioso che l'amministrazione comunale emette il bando? Io sono fiducioso perché so che questo assessore allo sport, Gerlando Piparo, si sta dannando l'anima affinché tutto questo succeda e siccome lo ritengo una persona seria sono anch'io fiducioso. Un campionato costoso, diceva lei, come avete fatto per sostenerlo? Ma i bilanci sono ufficiali, sono pubblici, abbiamo avuto degli interventi dei soci, lo sbigliettamento e molti sponsor che hanno creduto in noi e all'Akragas. L'Akragas è appetibile ai mercati esteri, diceva lei che avete avuto anche richieste di vari stage, di tanti giovani che vorrebbero venire da Agrigento, ma attualmente con le condizioni che ci sono non l'hanno potuto fare. Diciamo che ci sono molti imprenditori, tra cui un gruppo di indonesiani che sono fortemente interessati all'Akragas e questo è un discorso societario. Poi l'Akragas ha un progetto del rilancio del settore giovanile con giovani che vengono anche dall'estero per poter fare la cosiddetta scuola calcio, l'università del calcio in Agrigento e creare un'economia che potrebbe dare respiro tanto respiro all'economia di questa città. Mancano però le strutture sportive per fare questo. Ma su questo abbiamo anche un progetto, quello di coinvolgere i paesi limitrofi dove ci sono i campi per poter disputare le attività calcistiche, coinvolgendo gli altri comuni per mettere a disposizione le strutture anche di altri comuni che sono limitrofi ad Agrigento.